Buongiorno a tutti e ringraziabili di seguire noi come ogni giorno per e campa qui nanta RCFM. Sta settimana siamo in cutu di curtitiadu, continuiamo dunque a spassigliare nanta comuna e maredro oggi un purcadio e produttore di farina gastagnina si chiama Guillermo Perlovisi. France Bleu, RCFM. Qui siamo in corticiato, o Tarraio per essere più precisi, un paese di cultura e corticiato, siamo a 20 km dalla città e noi siamo produttori di carne porcina e di farina castagnina. Io ho cominciato, mi sono installato nella vinta negli anni 80 e ci vedo sempre mi appassionato di battere con l'animale, di battere con la roba porcina. Ma in più c'era la volontà di lavorare, di fare qualcosa in paese, di mantenere le nostre tradizioni, un altro saper fare. Noi allevamo i porchi e dopo scarazziamo e facciamo tutti i prodotti tradizionali di corsa, che sono vitello, coppellonza, prosciutto, salame, muletta. Ho 130-140 porchi, ma già sapete che non tombano che una parte che i tombano che un anno e mezzo piuttosto lui hanno noi. E fuoco di noi a raccolta di castagne, ho un castagnetto che raccolgo e fuoco soprattutto farina. Noi non abbiamo mica grattaglia, allora taglio un seccatoio moderno che invia aria calda sotto i castagni, che secca un po' più in furia, un po' più in maniera regolare. La castagna sono un po' inquieto perché dopo che notiamo in Ips ci pare che c'era un po' i castagni si ripigliavano appena, ma abbiamo visto che è giunto il cancro. Pensiamo che l'Usinips che l'ha fatto voltare e che dà molto fastidio ai nostri castagni, alla nostra produzione, un ripiglia mica come ci vorrei. In più c'è questo cambiamento di temperature, certi anni quando notiamo un po' castagni ce ne massimi mezzi, che non avevo mica prima. Sono mica troppo ottimista per la bene. Il comune di Cutuli ha una ricchezza che è abbastanza vicina alla città e c'è massi giovani che sono installati o come me a fare agricoltura o altri lavori e poi c'è massi gente che lavorano in città o ieri da città e che stanno in paese perché Cutuli è un paese che c'è una rossa dinamica e ci permette di avere insieme più di 2000 a Cutuli. E domani per compiere già la nostra spassigliata in cutule curtitiadu e maridroa u mere di Agumuna Giovanni Biancucci. A domani dunque per a Sevilla Vine de Campa qui sempre in cutule curtitiadu. France Bleu.